Ritorna dopo la lunga pausa invernale il campionato regionale Veneto Serie C. Si riparte dalla settima di ritorno, visto che la settimana precedente, causa maltempo, era stata rinviata la prima. Bardolino Real che ospita le Rodigine del Boara Pisani nell'impianto del comunale di Calmasino. Una buonissima notizia, vedete già a centrocampo il saluto delle due capitane, quella in maglia gialla è la rientrante Silvia Ecker, elemento importantissimo, fondamentale per la scalata alla promozione in Serie B per le ragazze di Marina Pellizzer, che scendono in campo con Sartori tra i pali, Pompele, Piccin, Boccagni, Leonesi, Bulgarini e appunto Ecker capitana, Campostrini, Dalri, Mascanzoni e Rizzi. Mascanzoni che quest'oggi, lo vedrete dalle immagini, davvero ispiratissima, regalerà gemme di classe cristallina. In panchina Pigozzi, Zocca, Muco, Bianchini dal cappello e Trentin, ovviamente agli ordini di Marina Pellizzer, che qui come vedete dà la consueta carica alle sue ragazze. Le Rodigine del Boara Pisani, non solo in un momento, in una fase di classifica piuttosto problematica, si presentano al comunale di Calmasino in 9 giocatrici. Il punteggio, come poi potrete constatare voi stessi alla fine, sarà roboante e dovuto probabilmente anche a questa inferiorità numerica. Le ragazze in maglia blu scendono in campo con Buoso, Ferracin, Osti, Giandoso, Temporin, Barbin, Bassani, Menin e Clemente. L'allenatore è Roberto Travaglia. Si gioca a Calmasino, giornata plumbea ma fortunatamente terreno di gioco che regge il clima polare, sembra essere ovviamente e fortunatamente alle spalle. L'arbitro con il fischietto in bocca, si parte e si partirà subito con il Real Bardolino in avanti. Dopo una primissima fase di studio, le ragazze di Marina Pellizzer prenderanno subito il comando del gioco e del punteggio. Si va al 12° minuto con questa triangolazione tra Silvia Ecker e Marzia Dalri. Ottimo l'inserimento di Deborah Mascanzoni, che mette il primo sigillo del suo straordinario pomeriggio di calcio. Troppo larghe le maglie della difesa rodigina, piatto destro interno che non lascia scampo al portiere avversario, Greta Buoso, e questo è l'1-0. Passiamo al 18° e c'è un calcio di rigore per il Real. La percussione da parte di Piccin, c'è l'ottima iniziativa di Boccagni, stesa da Osti, calcio di rigore, l'arbitro è lì a 2 passi, non può far altro che decretare il penalty. Alla battuta ci va la Bulgarini, un destro potente e preciso, sembra quasi scansarsi Greta Buoso, che intuisce ma non riesce ad arrivare su questo proiettile dal dischetto. È il raddoppio per le ragazze di Marina Pellizzer del presidente Marcello Battistolli. Ancora la Mascanzoni, ispiratissima come vi avevamo detto, l'azione sembra chiusa su questo tocco per Dalri, che invece ritorna il pallone alla Mascanzoni, altro interno destro a giro, qui un po' pigro il tuffo di Greta Buoso, non può nulla ed è già 3-0, 20° minuto, doppietta personale per Deborah Mascanzoni, che possiamo vedere nel replay, l'esultanza abbastanza composta, partita in ghiaccio dopo 20 minuti, grande azione solo 2 minuti dopo, quindi al 22°, con Dalri che centra questo pallone, Campostrini raccoglie al limite, carica il destro e qui non poteva farci nulla Buoso, salvata dal palo la squadra del Boara Pisani, poteva essere già 4-0, poco male perché il quarto gol arriva al 28°, azione che si sviluppa sulla destra, lo scarico, pallone dentro per Mascanzoni che con altruismo appoggia all'indietro, parte una bella staffilata di mezzo esterno sinistro di Campostrini. È il poker per il Real Bardolino, 28° minuto, le avversarie sono già fuori partita ampiamente, anche qui logicamente esultanza composta, partita più che mai in cassaforte per le ragazze di Marina Pellizzer. Ora l'azione di Rizzi, il pallone dentro per Dalri che tira fuori dal cilindro un destro di potenza e precisione, gol da centravanti vero, quello di Marzia Dalri, 35° minuto, è il 5-0, meritatissimo il replay per questa girata violentissima e velocissima, grandissimo gol davvero. Si passa poi al 40° perché c'è la chiusura del set, dentro Rizzi di testa, arriva in bello stile in tuffo, resta anche leggerissimamente acciaccata, ma è solo un istante, poi si rialza subito per festeggiare con le compagne. 40° minuto, gol del 6-0, davvero straripante Real Bardolino, che non ha finito di dare spettacolo in questo primo tempo. Guardate la Mascanzoni che cosa fa, qui fa un figurone anche Greta Buoso, che per una volta riesce a salvare la porta delle sue compagne. È girata che avrebbe meritato clamorosamente un gol, che sarebbe stato il più bello di giornata. Passiamo alla ripresa, primo tempo lo ricordo chiuso sul 6-0, entra Martina Zocca che chiude involontariamente un 1-2 con una delle avversarie e dopo soli 2 minuti di gioco va a firmare il 7-0 con questo destro secco, volo un po' tardivo sulla sua destra di Greta Buoso, e c'è gloria anche per la Zocca.
quindi secondo minuto e 7-0 Real, ottavo minuto di gioco, qualche secondo in meno e arriva la doppietta personale per la Zocca. Imbeccata molto bene da questo corridoio, maglie larghissime della difesa delle Rodigine del Boara Pisani, non può far altro che scaraventare in rete con precisione la Zocca. 8-0, 13° minuto, c'è gloria anche per Angela Muco, c'è questo cross dalla destra appoggiato involontariamente da Greta Buoso che dice ad Angela Muco: vai e spingi il pallone nella porta sguarnita. Non si fa pregare, l'albanese del Real Bardolino mette dentro la rete del 9-0. Siamo al 13°, qui sembra fermarsi un po' Real Bardolino, guardate ancora Mascanzoni dai 25 metri, 21° minuto, va a timbrare una traversa che è ancora 3, ma sarebbe stata già tripletta per la talentuosissima numero 10 del Real, che comunque si rifà una decina di minuti dopo, 31°, finta a eludere l'intervento di Giandoso e destro a giro di rara bellezza e precisione, interno destro per la giocatrice che personalmente ritengo quella dotata di maggior tasso tecnico. Qui prova a protendersi ma invano Greta Buoso, arriva la rete del 10-0, va in doppia cifra il Real, partita chiusa e strachiusa. C'è però, possiamo dire fortunatamente anche con un pizzico di sportività, la gloria di un gol per la Menin che soffia palla a una distratta Pigozzi, in questo caso disattenzione che ci può stare sul punteggio di 10-0, gloria anche per le Rodigine, finisce 10-1, Bardolino che continua la corsa in testa a pari punti col Prix Le Torri, il duello continua ed entusiasmerà fino all'ultima giornata. Mister, al di là del risultato, questo tondo 10-1, parliamo di questi 2 mesi senza calcio, non solo femminile ma anche maschile. Cosa hanno portato nel tuo 11, cosa hanno portato nella tua variazione del proseguimento del campionato? Comunque allenarsi senza un obiettivo, che sia per noi, per Bardolino, ma penso anche per tutte le squadre dilettantistiche del Veronese, è dura, perché comunque allenarsi durante la settimana, dar stimoli alle giocatrici, è difficile lavorare senza un obiettivo, che di solito è la partita la domenica, e 2 mesi sono lunghi. Poi il tempo non è stato clemente, per cui difficoltà logistiche, allenamenti, campo con la neve, però non è stato solo un problema nostro, anche delle altre squadre. Come io e come tu, noi arriviamo da un calcio ormai ingiallito naturalmente, dove si poteva giocare con la neve, con i palloni arancioni, quando era importante la partita, al di là di tutto il resto. Cosa è cambiato secondo te nella mentalità di oggi per sospendere 2 mesi il campionato in questa situazione? Beh, probabilmente è stato sospeso anche perché in certe località la neve è veramente cascata, non di pochi centimetri ma anche... Ma questo era stato, prima era stato sospeso di 1 mese, fermato di 1 mese a gennaio, prima ancora che la neve venisse giù, proprio è cambiato il calcio di oggi su questo? Beh, diciamo che noi giocavamo con un campo ghiacciato e adesso invece sembra che giocare con campo ghiacciato sia difficoltoso. Probabilmente prima si giocava comunque, sempre e ovunque.